Arrivata verso le 10 del mattino di ieri, Carola Rackete al Tribunale di Agrigento per essere ascoltata dai magistrati della Procura, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dai PM Alessandra Russo e Cecilia Baravelli. È stata sentita per circa 4 ore, al termine del quale la capitana, così ormai soprannominata, è libera e non è stato convalidato alcun arresto, secondo quanto affermato dal suo legale Alessandro Gamberini all'uscita del Tribunale in una conferenza stampa, alla presenza di tante testate estere, segno che la problematica interessa non solo la nostra Sicilia, ma l'Europa intera, essendo l'immigrazione un tema di valenza internazionale. Infatti ieri, in contemporanea con l'interrogatorio di Carola, si è svolta a Helsinki una riunione informale dei ministri di giustizia e affari interni dell'Unione Europea dedicata per l'appunto al futuro delle politiche di sicurezza interna e di migrazione. L'avvocato Gamberini nella conferenza stampa ha sostenuto che dove è stato evidenziato il tema delle frontiere esterne, delle espulsioni, non è più capitana della Sea Watch, è stato un cambio di equipaggio, del resto Carola fa altro nella vita. Il legale ha poi affermato che l'interrogatorio è stato semplice, si è trattato di un salvataggio in mare fatto con tutti i crismi della regolarità e di esigenze drammatiche, per noi è una vicenda chiara, è giusto che ci sia un'indagine, ma montare strane idee sul salvataggio della Sea Watch, afferma Gamberini, è fuori dal mondo. Parla anche sulle minacce ricevute dal procuratore Paternaggio e dal CIP Alessandra Vella, sono intimidazioni gravissime, soprattutto perché si svolgono su un territorio che è anche di mafia e fanno capire il significato che assumono certe parole di odio che vengono irresponsabilmente da chi ha una responsabilità istituzionale. Ha poi parlato Carola, che ha affermato: sono stata contenta di aver avuto l'opportunità di spiegare tutti i dettagli del salvataggio del 12 giugno, spero che la Commissione europea dopo l'elezione del nuovo Parlamento faccia il meglio possibile per evitare situazioni e che tutti i paesi accettino le persone salvate dalle flotte di navi civili, così ha dichiarato la capitana. La Rackete ha anche risposto alla domanda cosa ne pensava del ministro Salvini, dicendo nulla. Ad accoglierla una decina di persone, attivisti e simpatizzanti, con in mostra uno striscione di solidarietà, gridandole brava brava. Per l'occasione presente anche la rete delle associazioni di liberi cittadini di Agrigento e provincia, che hanno annunciato per il prossimo 27 luglio una manifestazione aperta a tutti dalle ore 16 in poi in piazza Cavour, dal tema tutti diversi, tutti uguali.